70 anni di studi, le scoperte, le intuizioni, l'analisi sistematica di dati e reperti. C'è tutto questo nell'opera Sardegna e Mediterraneo negli scritti di Giovanni Lilliu, 6 volumi pubblicati dalle edizioni Carlo Delfino che raccolgono 71 articoli a carattere esclusivamente archeologico, apparsi in riviste specializzate dal 1936 al 2002. L'iniziativa annunciata lo scorso anno dalla Giunta regionale durante il conferimento dell'onorificenza Sardus Pater a Lilliu è stata finalmente portata a termine. È un atto dovuto nei confronti di un uomo e uno studioso che ha dato tantissimo alla sua terra, ha detto l'assessore alla cultura Maria Antonietta Mongiu. La Regione vuole tutelare il proprio patrimonio di conoscenze e la pubblicazione delle opere di Lilliu si inserisce in questo percorso. Nell'occasione sono stati presentati altri 2 progetti rivoluzionari, la digitalizzazione del corpus delle antichità sarde e il sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi della cultura. I lavori saranno presto disponibili sul portale Sardegna Digital Library. Io ho amato sempre questa terra, ho cercato di fare qualcosa in suo. Il mio auspicio, l'auspicio di un vecchio, sia che torni la pace fra di noi, la pace in tutti. Questo è il mio desiderio. Per l'altro, quello che ho fatto non sono io a giudicarlo, dovete voi a giudicarlo. Ciao, vi saluto tutti, con affetto, con affetto.